Agosto, anzi agosto aperto per ferie, dunque sì. Voi continuate a lavorare lo stesso? Non chiudiamo perché c'è la necessità di prepararci per tutte queste nuove iniziative che abbiamo e che faremo partire con settembre per lo sportello. Ricordiamo che lo sportello è un'associazione che nasce per aiutare gli imprenditori, per dare un aiuto psicologico, una mano amica, un aiuto pratico, e appunto nella praticità di queste cose stiamo organizzando degli eventi per fare formazione e per aiutare l'imprenditore e la gente ad avere un impatto psicologico con quello che sta avvenendo diverso, grintoso, piuttosto che sottomesso. La funzione dei social network in questi casi per quanto riguarda la vostra associazione? I social network sono un buon mezzo per fare pubblicità, utilizzati bene aziendalmente possono far conoscere la propria realtà ad un bacino di utenti veramente molto largo, ed è su questo che puntiamo come corsi, come primi corsi per fare questa formazione gratuita e aiutare la gente ad utilizzare questo mezzo per pubblicizzare la propria realtà. Io voglio innanzitutto farvi i complimenti perché proprio la settimana scorsa, dopo che ci eravamo sentiti in occasione della prima visita sua con me qui in studio a Pordenone, c'è stato un episodio importante dove vi ha visto protagonisti, perché avete salvato, diciamo senza nessun problema, avete salvato veramente la vita a una persona che era in difficoltà proprio perché in questo momento la crisi lo stava attanagliando e aveva cercato così di cambiare vita, nel senso di oltrepassare questa valle di lacrime e iniziare, come si dice, una vita oltreterrena. Grazie all'intervento suo e di altre persone, tra cui l'amico anche Gianni Sartor, siete riusciti a evitare il peggio. Sì. Io sono stata, diciamo, uno spettatore che ha agito dopo, è stato proprio lo spirito dello sportello, alcuni membri tra i quali Gianni Sartor che sono intervenuti direttamente con questa persona, nel frattempo mi hanno anche avvisata, hanno fatto il possibile, hanno fatto in modo di far cambiare idea a questa persona e dopodiché sono subentrata io, abbiamo aperto un dialogo, una persona splendida con una bellissima attività, e adesso stiamo andando avanti. Possiamo dire se è della nostra regione? No. Non possiamo dirlo per la privacy, giustamente. Comunque complimenti, perché veramente, ecco, l'utilità, si diceva, no, dei social network, sì, delle nuove tecnologie anche per evitare queste tragedie, proprio la vostra associazione è nata per questo. Se non sbaglio c'è qualcosa in programma a Sacile, no? Sì, allora, noi siamo supportati dal centro ascolto La Vela, che ha sede a Sacile ed è stato fondato dal signor Bruno Morassut, e questa è la sfera psicologica. Questo è un vero e proprio centro di ascolto dove la parola stessa lo dice, si ascoltano i problemi delle persone, e siccome ovviamente non si nasce imparati, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, però abbiamo bisogno anche di essere formati, appunto noi ci supportiamo di questo centro di ascolto, che tra l'altro è il primo centro di ascolto in Italia e ce l'abbiamo a 2 passi da casa. Idilia Paier, Associazione Lo Sportello, grazie ancora per essere intervenuta nel nostro telegiornale. Andiamo avanti con la cronaca, perché è morto questa mattina Angelo Sette, presidente della